Buongiorno a tutti, buongiorno, buon pomeriggio, buonasera, non importa. Sono mezza ammalata, ho anche la febbre, sì, però sto facendo pulizie di casa perché così magari sudando mando fuori tutte le tossine e quindi mi sono messa a fare pulizie di casa. Cosa sto facendo? Sto pulendo il tiragraffi. Infatti da qua in su l'ho già pulito, infatti vedete che bello che è. È tutto rovinato perché è tutto rovinato, però si vede la differenza. Allora, innanzitutto ho spostato il divano, ovviamente, e ho il secchio con un po' di detersivo per il pavimento, pochissimo, e un po' di disinfettante e uno straccio, lo stesso straccio che ho usato per fare la pulizia del tappeto e dell'altro tiragraffi. Quindi io utilizzo quel metodo per pulire questo tiragraffi in modo decente. Ecco, viene pulito, viene profumato e viene via tutto il pelo, cosa che con l'aspirapolvere è molto più difficile, perché con l'aspirapolvere non si arriva qui nei bordini. Ecco, quindi niente, vi faccio vedere il casino che c'è per terra. È tutto a soqquadro e la camera anche, la stanza di là anche. Ho deciso di fare pulizie grosse oggi. Salve! Oggi è giovedì. Sono a Cortina, come potete vedere a Cortina c'è la neve. Sono imbacuccata perché avevo febbre fino a ieri, ma dovevo andare in banca, Borca era chiusa e l'unica soluzione era venire a Cortina, che la stessa banca c'è a Cortina, l'Unicredit, e quindi sono a Cortina. È tutto innevato e fa freddo, c'è 1 grado, per quello sono ben vestita. E i campi da tennis con la neve. Va bene, adesso passo vicino alla mia ex scuola. Mi manca solo per certe cose, per il laboratorio. Mi manca solo per quello, ma per il resto io la scuola l'ho odiata. Sono stata in Coop e mi sono presa una tarta alla vaniglia. Sono di nuovo in macchina. Oh, sta nevicando sulle tofane. Quindi fa freddo, fa freddo. Aspettate. No, 3 gradi, più caldo di prima. Più caldo di prima. Sono le 11 già. E non vi ho detto oggi è il 10 novembre. Non riesco neanche a parlare perché ho freddo al mento. Perché la sciarpa me la tengo qua sulla gola, non qua su, perché sennò non respiro con raffreddore. E bene, sono arrivata alla macchina, adesso vado a casa. Sì, vado prima un attimo da mia mamma che è un giorno che non mi vede. Un giorno, sì, anche di più. E di più di un giorno, e quindi vado lì e poi andrò giù a casa a fare fuoco. E niente, in cooperativa c'è anche la security addirittura. E ho letto che le piste del Faloria apriranno il 18 novembre, perché se continua questo freddo riescono, poi ha nevicato, riescono a tenere la pista, insomma. Va bene, vado, perché sennò arrivo in ritardo. È pomeriggio, fa fresco. Io sento parecchio freddo, ma sarà perché sono malata, non lo so. Oggi il fuoco non voleva andare. Adesso ho appena ritirato tutta la roba in casa perché era di fuori, ma di fuori non si asciuga perché fa freddo. Quindi l'ho portata in casa e sto facendo merenda. Qualità video pessima qui. Sto facendo merenda con un po' di latte e cornflakes. Questi qua sono quelli del Lidl, che però vi ho detto non mi piacciono particolarmente questi qua perché non hanno tanto gusto, invece quelli dell'Eurospin hanno molto più gusto. Ho pulito i vetri oggi, ieri ho fatto tutte grandi pulizie in casa, ho cambiato la tela al divano, ho lavato i pavimenti, ho fatto proprio pulizie grosse, ho lavato il tiragraffi, quello grande. Insomma, ieri veramente ho fatto 2 lavatrici, di tutto, nonostante avessi la febbre ho fatto tutto.
E oggi invece ho pulito i vetri. Sono da ripassare perché sono ancora un po' grassi, ci sono ancora un po' di aloni, però sono molto meglio, molto più puliti rispetto a prima perché col sole erano indecenti e li ho puliti con l'acqua e l'aceto, semplicemente, acqua calda e aceto, e devo dire che sono venuti abbastanza bene, veramente. Vabbè, ecco, niente, sto facendo la merenda e nient'altro. Venerdì 11 e sono in condizioni pietose. Ieri ho riavuto la febbre. Ho fatto troppe cose questi giorni. Adesso ho già acceso il fuoco, ho appena aperto le finestre. E cos'altro? Dovrei fare il pane oggi perché siamo senza da qualche giorno e non voglio andare a comprarlo. E quindi dovrei fare il pane, ma boh, non lo so. Non sono tanto in condizioni. Sì, Pepe, sì, bellissimo. Pepuso. E vabbè, niente, adesso sistemo il caos che c'è qua. E devo ancora andare in bagno. Mi sono alzata e non sono ancora andata in bagno. Mamma mia, faccio colazione io, mi bevo qualcosa di caldo e oggi ho anche inglese pomeriggio. Vediamo se riesco ad andare. Se non ho febbre vado, se no sto a casa. Il pane, l'impasto del pane l'ho messo in forno e sta lievitando. Mi sto sistemando la legna. Mi faccio il pieno di legna lì. Sapete che lo faccio alto come il forno. Ecco. E sta nevicando. Sta nevicando, quindi dopo andrò a fare il pieno della legna, riempirò di nuovo le borse e sposterò la macchina perché comunque devo andare via a pomeriggio, quindi non vorrei, cioè non penso che nevichi proprio tantissimo, però non si sa mai, quindi è meglio che me la porto qua su, fuori dalla porta di casa. E non credo che si veda che sta nevicando. Ah sì, ecco. Questa è la neve. Sì, beh, è ancora tutto verde, è appena iniziato, Sto cuocendo un attimino il sughetto della pasta di oggi. Oggi abbiamo spaghetti. E questo sughetto l'ho fatto semplicemente con una scatoletta di tonno in olio di semi, poi un po' di acqua di cottura della pasta, poi ci ho messo prezzemolo, l'insaporitore per il pesce e salsa di soia. Ecco, questo è quello che c'è dentro. E a me piace tantissimo questo mix di cose. Sì, dai, guardate che bellino che è. Ok. Nel frattempo io vi ho fatto il video del pane, dove vi faccio vedere come faccio il pane. Quindi vedrete anche questo video prossimamente sul canale. Per il momento adesso sta cuocendo, ma ci vuole ancora un bel po' di minuti, almeno un quarto d'ora. C'è stato un errore, oggi è l'11, no? Sono usciti due video invece di uno. Praticamente è uscito sia il tag ma sei in normale, sia le creazioni, scopriamo le creazioni in resina 6. Le creazioni in resina 6 in realtà era programmato, cioè io l'ho programmato per lunedì, ma ho sbagliato a programmarlo su YouTube, è partito oggi, quindi adesso lo ricarico e lo vedrete lunedì. Ah, perché oggi c'era il tag, appunto. Devo essermi sbagliata perché l'ho fatto l'altro giorno con la febbre, quindi devo essermi sbagliata. Vabbè. Mi sto autoconvincendo di essere molto sana e di non avere la febbre. In realtà ho 37,6. Ma io voglio andare in inglese lo stesso perché così mi svago un po' il cervello, perché altrimenti star qua a casa mi rimbambisco davanti alla televisione. Però non posso dire a nessuno che sto male, cioè si vede dalla cera che ho, ma se no dopo se qualcuno si ammala mi dà la colpa a me. Quindi non dico a nessuno che sto male. Buonasera, sono in condizioni ancora peggiori di questo pomeriggio, cioè veramente sembro uno zombie vagante. Vabbè, abbiamo mangiato e anzi a fare la doccia, anzi avrà già finito di fare la doccia. Rispetto a pomeriggio adesso solo 37,2,
quindi va da Dio. Guardate qua che rossa che sono. Mamma mia, a forza di soffiare il naso oggi. Vabbè, niente, ho da fare l'aerosol e va così. È una settimana di influenza che mi sa che continuerà anche la prossima settimana. Ma vabbè, dai. È sabato, non mi sono fatta sentire, ma ho ancora la febbre. Ormai mi sembra di essere tornata quando avevo la mononucleosi, che avevo la febbre ogni giorno. Ecco, mi sembra di essere tornata indietro negli anni. Ma cosa volevo dirvi? Ah, sto facendo la cena. Però prima della cena ho fatto i biscotti e così per domani abbiamo un po' di biscotti. Sono pochi in realtà, però vabbè, abbiamo qualcosa. In forno ci sono le patate, le solite del Lidl, ce ne avevo metà busta solo e il resto sono le duchesse, sempre del Lidl. E nient'altro, io vivo con termometro, fazzoletti, si vede qua sotto. Sì, ho tutta la pelle che sta venendo via. Cioè, la cosa che odio del raffreddore è che poi mi riduce tutto uno schifo qua. Tutto che si screpola. Io metto burro cacao, ma non funziona niente. E boh, basta. Penso di chiudere qua il vlog, domani riposo, la prossima settimana mi sa che sarò ancora così. Comunque niente, la prossima settimana in teoria andremo via. Da domani mi alzerò in condizioni ancora peggiori di come mi avete visto ieri sera. Stamattina ero veramente uno zombie vagante. Non avevo neanche la voce stamattina. Devo farmi l'aerosol. Ero convinta di avere le fialette per l'aerosol. In realtà non ce le avevo neanche, quindi oggi sono dovuta andare su da mia mamma che ce le aveva lei, me le ha date lei. Cioè, veramente. Solo che quelle là io le ho usate una volta, si chiamano Clenil. Io le usavo una volta, però a me facevano l'effetto contrario, mi facevano peggiorare la tosse, catarro e tutto. Quindi non so, io provo a usarle, se vedo che fanno peggio, smetto, insomma, e vado a farmi dare qualcos'altro. Vi ringrazio per aver guardato questo video e non avete visto granché perché, vabbè, avete visto la neve e so che Erika sarà super contenta, ma lei l'ha già vista perché l'ho taggata su Facebook. Ma lei sarà super contenta di vedere proprio il video dove nevica. E sì, in quel video non vi ho detto neanche niente io, cioè ho fatto il video senza la voce, vabbè. Comunque, sì, c'è ancora un po' di neve, eh. In alcune zone si è sciolta con il sole di oggi, però in alcune zone è rimasta. Panna si è distesa sul tavolino perché ha caldo, era lì attaccata al forno. Va bene, vi ringrazio, scusate per... mi sono fatta vedere per quello che sono, cioè ammalata, ma anche questo fa parte del weekly. Adesso mi guardo Caduta Libera nel mentre che aspetto Franz che arrivi dal lavoro e poi forse mangeremo anche, no? Forse. Va bene, vi ringrazio, ci vediamo la prossima settimana. Ciao!